Rieccoci, seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi, con il quale stavamo facendo un'analisi relativa alla situazione dei nostri ponti, dei principali ponti della città di Padova. Però, vice sindaco, analizziamo un po' il tema infrastruttura a tutto tondo, perché in questi giorni, dallo scorso fine settimana, sono iniziati anche i lavori al sottopasso di Via Montà. Allora, ci può spiegare in questo caso di che lavori si tratta e su cosa intervenite, e poi in generale anche su questo ampliamo un po' il campo? Sì, su Via Montà invece siamo di fronte il tema è quello di un sottopasso che non è di proprietà comunale, è un sottopasso di Ferrovie dello Stato, quindi di RFI, quindi sono loro che stanno intervenendo. Il sottopasso ha un difetto congenito, capita in diverse situazioni nei sottopassi quando incrociano delle vene d'acqua e emergono poi delle infiltrazioni. Nel caso del ponte di Via Montà alle volte queste infiltrazioni sono gestibili, nel caso del sottopasso di Via Montà invece creavano delle pozze che erano molto pericolose, specie d'inverno, che producevano delle gelate pericolosissime e quindi anche foriere, insomma, di scivoloni e di sbandamenti. Abbiamo convocato RFI perché noi non potevamo intervenire, tant'è che potevamo solo segnalare la cosa. La cosa ci creava anche un certo imbarazzo perché per il cittadino tutte le strade sono del comune, questi interventi li deve fare il comune, e quando vede il comune che mette solo il cartello e non interviene dice: ma come, mi segnali che c'è un problema ma non fai niente per intervenire? In realtà noi non possiamo intervenire su un'infrastruttura che non è la nostra, non possiamo spendere soldi pubblici su infrastrutture che non sono pubbliche nel senso del nostro ente. E abbiamo convocato RFI, gli abbiamo fatto capire l'importanza di intervenire tempestivamente, quindi si sono organizzati, e ora con la bella stagione, perché è un intervento che per i prodotti che usino non può essere fatto con temperature rigide, adesso stanno intervenendo, stanno cambiando il giunto, lo stanno impermeabilizzando bene. Dovremmo risolvere questo problema dell'affioramento dell'acqua. Ecco, tanti cittadini mi hanno segnalato, ecco, mi fa piacere anche che abbiamo come dire, chiuso e finalmente riusciamo a intervenire. Tempi di chiusura del sottopasso? Ma il lavoro dura una decina di giorni, inconvenienti permettendo. Ogni volta che si scava e si ha a che fare con acqua può anche succedere qualcosa, come dire, di inaspettato, quindi una decina di giorni dove il sottopasso lavora a metà, ovvero è aperto in un senso di marcia, tutto il traffico di attraversamento, che è quello che ci impegna di più, che entra in città, e mentre chi esce dalla città, dal centro, insomma, diciamo, dalla circonvallazione, dovrà prendere o per le vie a nord, quindi il cavalcavia Dalmazia, certo, oppure più a sud la via Vicenza, insomma, e poi raggiungere via Bronzetti e poi andare a Corso Milano, alla rotonda, diciamo, di Corso Milano, e boccare via Vicenza. E allora ovviamente anche su questo torneremo magari poi prossimamente, insomma, vice sindaco, a fare il punto della situazione. Comunque stiamo dicendo, insomma, una decina di giorni, però, come detto, fondamentali per sì, ovviamente per sistemare questa criticità. Prima di interromperci, per la pausa pubblicitaria stavamo affrontando il tema ponti, vice sindaco, sì, perché è un lungo elenco. In effetti sono tante le risorse che abbiamo ricevuto, sono una dozzina i ponti che abbiamo, come dire, tra cantieri ultimati, in corso e da avviare. Si diceva il Paleocapa, il Bacchiglione, quello sul Piovego, l'Altinate, il Carmine, l'Osservatorio, San Leonardo, l'Orto Botanico e l'Ariosto. Il ponte Ariosto sarà, come dire, anche quello uno snodo molto, molto importante, due ponti sui quali intervenire. Poi abbiamo la passerella di Via Goito, che oggi è una passerella che certo, stiamo utilizzando a metà, con dei New Jersey che ne limitano, diciamo, la percorribilità. Quella passerella sarà sostituita, ne metteremo una più larga e quindi anche più diciamo, comoda, più confortevole per biciclette e pedoni. Oggi abbiamo una passerella che è di 1,5 metri. E poi il ponte di Volta Barozzo. Quello forse si può dire, vice sindaco, che quella è la
l'opera principale dal punto di vista proprio visivo per quanto riguarda la città di Padova, insomma. Stiamo parlando del ponte esistente, non quello che verrà realizzato di fianco per il tram. Allora, un intervento che costa poco più di $500.000. Mi ricordo che l'ultima chiusura avevate lavorato praticamente 72 ore di fila per non causare, insomma, disagi. Per quello le dicevo, è uno degli interventi sempre più visibili anche dal punto di vista proprio tangibile, no? per i cittadini. L'ingresso della Piovese comunque è un ingresso importante della città, perché lì da sud arriva tanto, e quindi quel ponte è fondamentale. Poi ha anche un'immagine, un aspetto con questo arco, insomma, di ferro, insomma, molto importante. Abbiamo fatto il primo intervento di manutenzione in inverno, adesso facciamo la verniciatura, che non solo conferirà un'immagine a nuovo del ponte. La soprintendenza ci ha indicato in modo rigoroso il colore che dovevamo utilizzare, e sarà un grigino, un grigio particolare, insomma, diciamolo così. Insomma, ecco, non sono fortissimo sui cromatismi, però il colore, oltre a migliorare l'estetica, insomma, dargli un'estetica nuovo, ha una funzione protettiva. Il ponte in metallo è aggredito da agenti atmosferici, dall'acqua, dall'umidità, e quindi, insomma, la colorazione conferisce, ecco, anche protezione al tutto. Stiamo parlando di, come dire, interventi che impegnano molto l'amministrazione comunale e anche i bilanci, perché siamo quasi 8 milioni di interventi per cose che magari non ci pensiamo tanto. Noi i ponti ci passiamo, alle volte non valutiamo neanche il fatto che stiamo passando sopra il ponte, però sono degli oggetti che vanno tenuti scrupolosamente nella massima sicurezza, perché poi quando oltrepassiamo la soglia, il limite di tenuta di quell'infrastruttura, se ce ne accorgiamo lo dobbiamo chiudere, se non ce ne accorgiamo sono guai. Sono dolori. Ecco, stiamo dotando tutti i ponti che manutentiamo di anche congegni che poi, adesso la dico così semplificata, tengono il ponte monitorato, quasi dei rilevatori, dei sensori, ecco, diciamo così, che tengono monitorato il ponte costantemente. Proprio, insomma, per il futuro, poi per capire eventualmente dove intervenire. Visto che siamo quasi in chiusura, Vice Sindaco, di questa puntata, però abbiamo ancora qualche minuto, volevo affrontare con lei un altro tema che magari può sembrare un po' distante per i cittadini, però in realtà è fondamentale. Stiamo parlando di due realtà importanti della città che sono state oggetto di fusione. Stiamo parlando della ZIP, la zona industriale, e dell'Interporto. Allora, due entità che magari sembrano un po' distanti dai cittadini, però non so se lei riesce a spiegare ai padovani proprio in maniera semplice cosa significa questo e che effetti pratici avrà questo poi per il futuro della città. Certo, beh, proprio ieri c'è stata l'assemblea dove si è votata questa fusione. Poi in realtà la zona industriale è frequentata da migliaia di cittadini, più di 2.500 lavoratori, quindi, insomma, è un punto di attenzione importante. Il consorzio ZIP è il consorzio che è stato istituito da una legge dello Stato negli anni 50 per realizzare la zona industriale. Padova prima aveva le fabbriche in città, il Portello, la Stanga, anche in centro storico la Itala Pilsen era in piazza Insurrezione, il parco oggi, il Parco Europa, frequentato da tantissimi padovani, prima era l'area della Snia Viescosa, della Rizzato, Atala. Quindi realizzare la zona industriale è servito alla città per liberare gli spazi urbani e poterli utilizzare per invece viverli come si devono vivere le città, senza le industrie. Quindi negli anni 50 viene istituita il consorzio ZIP, che ha lo scopo di espropriare quelle aree e urbanizzare la zona industriale. Noi oggi abbiamo completato quell'urbanizzazione, non c'è più necessità, posto, diciamo, perché l'area è tutta occupata, salvo qualche piccolo frammento. Quindi già la legge lo prevedeva, la chiusura del consorzio ZIP al 2010,
2030 noi anticipiamo questa chiusura perché ormai le attività sono finite, ma in questo modo mettiamo anche al riparo le proprietà che zippa non solo il personale ma anche i beni di terreni e immobili, li trasferiamo in Interporto, che è un soggetto a guida pubblica. Interporto per noi è un vanto, è il primo interporto in Italia in termini di bilancio, interporto a partecipazione pubblica, e il Comune con la Provincia e la Camera di Commercio ne detiene il 75%. Quindi noi abbiamo un forte indirizzo in questo player, chiamiamolo così, che insomma è molto importante e molto influente. Noi attraverso Interporto vogliamo continuare la gestione della zona industriale. Quale sarà questa gestione? Lascio, come dire, questo input. Fino adesso ci siamo occupati, la storia della città è stata quella di urbanizzare e occupare la zona industriale. Noi oggi abbiamo un dovere, quello di rigenerare la zona industriale in senso ambientale e quindi attivare tutte quelle iniziative di programmazione per riconvertire le pavimentazioni della zona industriale. Pensiamo a quello che stiamo facendo in Via Savelli con la depavimentazione di aree a parcheggio. Noi abbiamo aree stradali e aree a parcheggio che potremmo riconvertire e utilizzarle sempre in quel modo, ma con un'attenzione particolare all'ambiente, alla permeabilità del suolo, così come l'utilizzo e l'ottimizzazione della produzione energetica, che deve andare a vantaggio sia della produzione sostenibile ma anche del consumo energetico della città, e la qualità degli edifici. Ecco, chiudo con questo concetto. La zona industriale è un'area dove per attività produttive e pavimentazione è una zona che sta circa 5 gradi sopra come temperature alla città mediamente. Noi dobbiamo abbassare quei gradi. Noi dobbiamo abbassare quelle temperature, dobbiamo, come dire, coniugare lo sviluppo e l'economia però alla sostenibilità e all'ambiente. Assolutamente, siamo in chiusura, grazie Vice Sindaco Andrea Micalizzi per essere stato nei nostri studi, grazie a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici per averci seguito. La linea adesso ai programmi della rete, alle 20 come sempre torna l'informazione di TV7 e TG, con il Sindaco risponde torniamo domenica nella puntata delle 13. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.